Rieccoci puntuali con lo SPI-CGIL del Veneto per fare il punto della situazione. Nuove riaperture di tantissime sedi, sempre presenti il supporto dello SPI-CGIL, l'abbiamo detto, perché i servizi sono sempre a disposizione, basta chiamare, con modalità diverse rispetto a prima, adesso ve le racconteranno i nostri ospiti, ma poi parliamo anche della tutela collettiva che viene attuata nei diversi territori regionali, che cosa si riesce ad ottenere, la contrattazione cosiddetta, perché tanti di voi giustamente ci hanno scritto e detto non parlate con questi termini che non capiamo di che cosa si tratta. Ma semplicizzata al massimo sono quelle trattative, quegli accordi che vengono svolti dal sindacato per cercare di venire incontro alle persone più fragili, in difficoltà, nella fattispecie poi sono anche moltissimi anziani. Con chi si tratta? Si tratta con la pubblica amministrazione, con i comuni, con le multi-utility, con la sanità del territorio, insomma sono trattative molto importanti. Le istanze le porta il sindacato che le riceve direttamente dai cittadini, semplicizzata al massimo. Ma poi il nostro ospite collegato con noi, Paolino Barbiero, segretario generale SPI-CGIL di Treviso, ben arrivato. Buongiorno. Ci dirà se ho spiegato, se ho semplicizzato in modo corretto, grazie di essere venuto qui con noi, e ci spiegherà oltre. E poi il nostro ospite è presente in studio, quindi abbiamo il piacere di averlo qui, riaverlo tra di noi, Fulvio Dalzio, segretario organizzativo SPI-CGIL Veneto. Grazie anche grazie a te e a tutti i telespettatori. Il coraggioso Fulvio Dalzio, perché insomma, faccio per dire, è a 1,5 chilometri. Non sono incosciente, ecco. Esatto, è a 1,5 chilometri da me, vabbè, siamo lontani ma nello stesso studio, almeno quello. Allora, prima di dare la parola a Paolino Barbiero che ci svilupperà questi aspetti molto interessanti territoriali di questa contrattazione sociale, vorrei con Fulvio Dalzio e supportati dalle slide raccontare ai nostri telespettatori che hanno capito che bisogna fare tutto telefonicamente, la prenotazione eccetera, però ci hanno chiesto ma è aperto, non è aperto, quale sede, come funziona, rispieghiamo un po' cosa avete riorganizzato. Dopo la fase diciamo del lockdown che è iniziata praticamente subito l'8-9 marzo, insomma ricordo c'era la festa della donna e i primi provvedimenti del governo riguardavano la regione Lombardia e 3 province del Veneto e dopo 24-48 ore ha riguardato tutta Italia. E lì, come giustamente hai detto, ci siamo, come dire, proposti, ci siamo attrezzati per essere sì presenti, però chiaramente lavorando tutto da remoto. Infatti, come anche i telespettatori ricorderanno, insomma, il nostro obiettivo è stato quello appunto di comunicare con tutti i mezzi, quindi anche grazie alla vostra trasmissione e anche alla pubblicità e alle strisce quotidiane che abbiamo fatto, ma utilizzando anche la carta stampata, insomma, per comunicare, per dire insomma ci siamo, lo SPI c'è, continuiamo ad esserci, insomma, anche se con modalità diverse, quindi via mail, col telefono, con i messaggi, quanto era possibile. Con l'evolversi della situazione, in particolar modo dopo dal 26 di aprile, se non ricordo male, no, dal 16 di maggio, con l'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio, come dire, abbiamo iniziato una fase di riapertura delle nostre sedi, ovviamente rispettando rigorosamente quelli che sono le disposizioni normative e quindi i dispositivi individuali, le distanze, la sanificazione, la pulizia, l'igienizzazione, evitare assembramenti, insomma, quindi... Anche perché avete a che fare con persone più fragili, anziane, quindi sì, non è... e quindi poi siamo in piena campagna fiscale, quindi insomma siamo molto, molto rigorosi, comprendiamo benissimo anche i disagi che questo comporta, perché comunque riceviamo per appuntamento, però insomma, siccome vogliamo essere responsabili, noi siamo un'organizzazione sindacale, non possiamo pretendere rigore
da parte dei datori di lavoro nel garantire la sicurezza ai lavoratori e magari essere superficiali noi nelle nostre sedi, insomma. Quindi massimo rigore. Abbiamo iniziato anche quindi come SPI con i nostri collaboratori ad essere presenti, stiamo implementando, siamo adesso presenti praticamente in tutte le principali sedi della regione, quelle più grosse che si possono vedere anche dagli slide, ma che i nostri ecco, infatti adesso chiedo magari alla regia se può mettere in onda intanto le varie slide. Conoscono benissimo, però insomma, e vediamo un ulteriore step magari il prossimo 3 giugno, vediamo se questa mobilità interregionale è possibile oppure meno, così come dice sempre l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che per noi sono, come dire, gli aspetti su cui ci basiamo, insomma, il rispetto di queste normative. Se il 3 giugno c'è un'ulteriore riapertura, è chiaro che cominceremo ad aprire sempre di più, andando anche nei piccoli paesi. Noi abbiamo una struttura che abbiamo le sedi che sono nostre, di proprietà oppure siamo in affitto, però in molti casi, in molti territori andiamo anche cosiddetti recapiti, cioè nei comuni, negli spazi che l'ente comunale ci mette a disposizione. Su questo non abbiamo ancora riaperto perché vogliamo prima essere tranquilli e consolidare le presenze nelle nostre sedi, però magari poi Paolino lo dirà anche lui, Treviso si sta già ponendo nell'ottica di riaprire anche nei recapiti a partire dal 3 giugno. Dal infatti prossimo. passiamo la parola. Quindi, insomma, esatto. È un lavoro, come dire, in progress, insomma. Comunque... Approfitto un attimo perché ha citato certo. Treviso, abbiamo Paolino Barbiero, qui abbiamo la slide di Treviso. E a questo riguardo come siete messi, cosa state facendo a Treviso, così vediamo proprio contestualmente. Noi abbiamo 18 sedi e sono tutte sedi sistemate sul piano della sicurezza, sanificate, tutti i dispositivi di sicurezza sistemati, facciamo entrare le persone in modo contingentato in quanto abbiamo messo videocitofoni dappertutto e chiaramente ogni tanto diamo anche un occhio fuori dalle sedi perché dentro sono sufficientemente distanziati, delle volte fuori c'è il rischio che se non vai là a ribadire che devono stare a una distanza adeguata, magari anche per parlarsi perché si trovano dopo tanto tempo, si avvicinano più del dovuto. Dalla settimana prossima, visto che c'è il ponte, noi cominceremo gradualmente mercoledì ad aprire anche i recapiti comunali, dopo che appunto il comune ha fatto l'igienizzazione e noi andiamo a svolgere le attività con tutti i dispositivi di protezione. Sempre su prenotazione? Essendo, come si dice, sportelli mobili, abbiamo adottato il personale, oltre che delle mascherine, anche di visiere, chiaramente con quelle cinesi, ma rigorosamente Made in Veneto, perché poi alla fine ci sono visiere che costano poco, ma che sono pesanti da portare, addirittura mi hanno spiegato che distorgono la vista. Dico questo particolare perché poi alla fine, se vuoi dispositivi di protezione individuali di qualità devi anche spendere dei soldi e quindi noi stiamo investendo molto su questo, oltre al fatto che abbiamo fatto comunque con tutte le dipendenti e i collaboratori, dipendenti CGIL e collaboratori SPI, 2 mezze giornate di formazione, proprio per dare tutte le indicazioni necessarie. Ed è chiaro che comunque abbiamo un gruppo di responsabili che girerà per le sedi proprio per guardare che i comportamenti, come diceva Fulvio prima, siano coerenti con le indicazioni che sono state date. Dobbiamo dare l'esempio per primi. Certo, perfetto. E quindi qua abbiamo visto appunto da vicino l'ente di ingrandimento Treviso. Io chiedo appunto che intanto mettano in avanti anche le altre slide in modo che le persone possano anche leggerle perché sono belle concentrate di informazioni e di numeri di telefono. Qui adesso vediamo la SPCGL di Venezia. Prego, Paolino. Sì, ecco, come dicevo, insomma, siamo molto rigorosi, insomma, nel rispetto delle normative che sono vigenti, per cui insomma, abbiamo ovviamente come tutti gli altri luoghi di lavoro, come tutte
le aziende, perché in questo caso siamo un'azienda anche noi, insomma, sembra, forse non si prende molto in considerazione, ma insomma noi diamo lavoro, la CGIL dà lavoro a centinaia di persone nel Veneto, non dipendenti, quindi insomma, quindi abbiamo anche quella responsabilità lì, insomma. Ovviamente abbiamo fatto i nostri protocolli così come previsti dai DPCM, dai protocolli per la sicurezza sottoscritti a livello nazionale, c'è un controllo rigoroso in tutte le sedi con i medici competenti che girano per verificare appunto là dove per esempio ci sono 2 o 3 persone che lavorano nello stesso ufficio, se sono idonei o non sono idonei. In molti casi siamo costretti a rivedere anche gli spazi all'interno nostro, perché là dove ci sono 3 magari possono stare in 2, insomma, quindi tutto un lavoro che stiamo facendo perché per poter riaprire in sicurezza, non per sconfiggere il virus, perché secondo me verrà sconfitto quando ci troverà il vaccino e c'è una vaccinazione di massa, ma però quantomeno cercare di renderlo forse innocuo e eccessivo, però insomma lontano da noi. Lontano ecco, esatto, hai detto giusto, tenerlo il più lontano possibile per noi, per quanti lavorano dentro le nostre sedi e per quanti si rivolgono nelle nostre sedi. Tra l'altro noi come SPI, insomma, abbiamo anche, come dire, criticato l'aspetto che inizialmente era emerso, quello dei 65 anni, di raccomandare, sì, insomma, che le persone anziane stiano a casa, insomma, perché secondo noi conta ancora oggi l'aspetto sanitario. Non è detto che una persona che abbia 67 anni stia peggio, insomma, di uno che ne ha 55 o 53, però non c'è dubbio che, a parte, come dire, la situazione specifica a livello, come dire, di generale, le indicazioni erano nette. Sia il decreto del Presidente del Consiglio del 16 che quello del 26 dicevano chiaramente si fa espressa raccomandazione alle persone anziane o affette da multimorbilità, certo, o con patologie particolari o immunodepresse, se non per situazioni che sappiamo, quindi rivolgersi ai supermercati per questioni sanitarie, di rimanere a casa. Questa era la espressa raccomandazione. Quindi, insomma, da una parte noi non vogliamo che le persone anziane siano discriminate nel poter, come dire, muoversi, ecco, il più liberamente possibile. Dall'altra però, insomma, c'è anche il rispetto che noi dobbiamo avere nei confronti di quelle che sono le indicazioni che vengono anche dalla comunità scientifica, insomma, certo, perché poi, insomma, i dati lo dimostrano, insomma, le persone più colpite in modo più grave sono state sia purtroppo i decessi, al di là del bubbone delle case di riposo, ma insomma al netto anche di questo, comunque, o anche quelli che sono, come dire, contagiati, non c'è dubbio che, insomma, la percentuale cresce in maniera considerevole all'aumento dell'età, insomma, quindi. Certo. Allora, torniamo poi su questi aspetti. Adesso abbiamo la pubblicità. Cioè, detto questo, in sintesi estrema, gli anziani possono uscire, fanno bene a muoversi, prendere aria, che gli fa benissimo anche alla salute, però se si avvicinano ad altre persone, a prescindere che siano amici, parenti, conoscenti o anche nipoti, devono tenersi sta benedetta mascherina. Se posso, secondo me, vedendo anche i comportamenti in giro, si sta un po' esagerando, un po' più di prudenza e di rigore ci vuole. Quindi è anche un invito che facciamo da questa trasmissione per avere un maggior rispetto, un maggior rigore nel seguire le indicazioni che sono state date. E quindi mascherina col naso coperto, non sempre, gli anziani se la mettono col naso fuori perché ovviamente hanno difficoltà a respirare, naso coperto, se no non serve a niente. E portatevela sempre, così siete tranquilli e sicuri. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme, diamo la parola a Paolino Barbiero che ci segue da Treviso.